Salve a tutti, sono Cristiano Cani. Oggi facciamo vedere l'intervento di Ignazio Sanafrancello che per motivi tecnici non abbiamo potuto vedere per la conferenza di Domus Novast voluta dal gruppo Folk San Giovanni col titolo La riscoperta dell'abbigliamento tradizionale di Domus Novas. Farò io le veci di Ignazio Sanafrancello e parlerò del commercio dei tessuti nell'area eglesiente. Questa cartina ci fa vedere come da tutta Europa venivano commerciati i tessuti in Sardegna. Sappiamo che la Sardegna è sempre stata considerata come una terra di difficile arrivo per le genti, invece non è vero, non è mai stata così. La Sardegna non è mai stata isolata, ma fin dal periodo preistorico ha commerciato con l'intero Mediterraneo e questo ce lo dimostrano i dati archeologici. Così questo vale anche per l'approvvigionamento dei tessuti. Qua possiamo vedere appunto col pallino celeste i luoghi di produzione di tessuti e col pallino giallo i luoghi dove questi tessuti venivano commerciati. Sicuramente i centri più importanti per la Sardegna erano Genova, Marsiglia, Barcellona, Bordeaux, Parigi, Londra, Napoli. Questi erano sicuramente i centri principali, ma ai quali venivano affiancati altri centri, non dico secondari, perché comunque ognuno di questi aveva la produzione di un tessuto particolare o di un tipo di capo di abbigliamento. Ad esempio a Genova produceva i tessuti bordati, quelli che noi poi utilizziamo nell'abbigliamento tradizionale, lo chiamiamo a brodau nelle varie declinazioni delle varie comunità. Ma Genova era sicuramente la località dove si producevano i tessuti di più alta qualità, e questo lo sappiamo perché nei vari studi vediamo i centri di Lione e di Bordeaux che mandano proprio delle spie per cercare di capire come realizzare quel tessuto alla qualità migliore, e addirittura assoldano persone che lavoravano a Genova, le portano in Francia per realizzare i vari broccati. Così come fece Genova con Firenze per la produzione del velluto. Ma ad esempio abbiamo anche capi di abbigliamento che si producevano a Napoli, a Salonico, che venivano in Sardegna, che vedremo nelle slide successive, ma anche i nomi delle cose che arrivavano, dei tessuti che arrivavano, hanno reminiscenze delle località di produzione, come la mussola che deriva dal paese di Mosul, dalla città di Mosul in Iraq, l'antica Ninive di epoca sira. E questo ci fa capire appunto come la Sardegna non era sicuramente una terra isolata, ma era una terra dove i commerci arrivavano da e per la Sardegna. Con la metà del Settecento si avvia la rivoluzione industriale e questa si evidenzia specialmente nel campo di produzione dei tessuti. Come esempio su tutte le varie tecnologie e tecniche inventate in epoca industriale c'è quella del 1801 con l'invenzione del telaio Jacquard. Il telaio Jacquard permetteva di diminuire la manodopera, di ridurre i tempi di produzione, quindi di aumentare la produzione, e tutto questo determinava una riduzione sia dei costi di produzione che dei costi di vendita, rendendo i tessuti più accessibili a più ceti sociali. Se prima un tessuto d'indiana, ad esempio, di cotone d'indiana, poteva essere appannaggio esclusivamente di persone abbienti, questo piano piano va a scendere di prezzo e quindi viene reso accessibile anche alle classi borghesi e quelle un po' meno abbienti. Così come arrivavano i tessuti e i capi di abbigliamento, arrivavano anche le riviste di moda.
Già dalla fine del Settecento circolavano in Sardegna riviste di moda e cartamodelli che permettevano di realizzare nuovi capi di abbigliamento alla moda dell'epoca logicamente. Così ad esempio qua a sinistra vediamo la crinolina, che era questa struttura a forma di gabbia per dare un'ampiezza alla gonna quasi esagerata delle volte, e questo lo riscontriamo nelle prime foto d'epoca realizzate in Sardegna di costumi sardi, dove questi costumi hanno queste gonne ampie a ricordare appunto la crinolina. Magari non ci si poteva permettere di comprarla, allora questa veniva risolta, questa ampiezza, con diverse sottogonne inamidate a ricordare appunto questa ampiezza data dalla crinolina. Altro elemento importante è la nascita dei grandi magazzini che ampliano l'offerta, anche qui con una notevole riduzione dei costi di produzione e dei prezzi, e anche qui risultano sempre più accessibili a più gente possibile. Tutto questo portava anche a una regionalizzazione dei termini sartoriali, ad esempio dei tessuti, il tessuto moiré, la seta marezzata, che diventa selargius ad esempio a Mureu, la tela Cambridge, un tipo di tela particolare che poi viene sardizzata in tele gambricchi, il tessuto bordato che diventa bordau, brodau, ma anche i capi d'abbigliamento come lo Spencer inglese che si traduce in sardo in spensu, in campidano, o il jupon in gipponi, zippone, la blues, la sabrusa, la jacket su giaccu. Quindi noi riusciamo a importare queste nuove mode, questi nuovi capi di abbigliamento, questi nuovi tessuti, e li facciamo nostri, regionalizzando anche il nome con cui vengono assimilati e modificati appunto secondo il gusto locale. Vero è che in Sardegna comunque dei tessuti venivano prodotti, come in particolar modo lana e lino, ma anche tessuti con delle specializzazioni importanti come il bisso nella zona di Sant'Antioco, o in alcune occasioni la seta. C'è stato anche un tentativo di produzione di cotone, ma il clima non permetteva una produzione non era né di qualità né di quantità, quindi si è preferito eliminare la produzione di cotone in Sardegna a favore appunto di lana e di lino. Soprattutto il lino si produceva in casa. Come ho parlato prima, ci sono esempi di importazione di capi d'abbigliamento già pronti, come Suserenicu, che prende il nome dalla città di Salonicco, che arrivavano in Sardegna tramite Napoli e Malta dapprima, poi con la diaspora greca dovuta alle guerre dell'impero ottomano, una parte di famiglie greche si trasferiscono a Cagliari a fine Settecento. Questo lo sappiamo perché negli anni 20 dell'Ottocento si apre una causa legale tra il gremio di sartori di Cagliari e questi capottari greci. Praticamente dicevano il gremio di Cagliari che questi capottari greci gli rubavano il lavoro, ma persero la causa perché in effetti i capottari greci facevano un capo di abbigliamento con un tessuto che non apparteneva a quello sardo, lo chiamavamo pilurzu, perché aveva questa sorta di pelo toccandolo. Perdono la causa proprio perché il gremio dei sartori di Cagliari non realizza quel capo di abbigliamento, quindi non è vero che gli viene rubato il lavoro. Queste famiglie esistono ancora oggi, sono gli Staico, i Suilioti, sono famiglie che hanno poi vengono assimilate in Sardegna e modificano anche il loro cognome e lo rendono sardo. Qui possiamo vedere alcuni capi di abbigliamento di varie zone del Mediterraneo, Sardegna logicamente, Grecia, Cipro, Italia continentale, Croazia, e come tipologia utilizzano sempre la medesima foggia. Lo stesso vale per le birritte, che noi consideriamo sardissime, così non è. Le producevano a Napoli, noi le importavamo da Napoli,
fino a che questa produzione smette, e quindi ci si ingegna a Cagliari per realizzare una fabbrica di berrittas ad opera del barone Rossi. E anche qui le vediamo sparse in tutta Europa: Portogallo, Spagna, Francia, Sicilia, Calabria, Napoli, Corsica. Quindi è sicuramente un copricapo che accomuna tante genti del Mediterraneo e dell'Europa continentale. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso ci porta a una creazione di una nuova categoria di negozi, perché se prima esisteva Sa Bottega, dove uno andava e trovava qualsiasi cosa, era una vecchia drogheria dell'epoca, ma nelle Sa Bottega si vendevano anche alimentari, eccetera. In questo caso tutto questo fa sì che si creino dei negozi specializzati, e quindi sartorie, negozi di tessuti, pelli, calzature, accessori, eh, e questi poi vedremo che crescono man mano che ci avviciniamo ai primi del Novecento. Qua abbiamo alcune pubblicità dell'epoca, abbiamo anche una foto di Via Manno dove è presente una sartoria di cui abbiamo anche una pubblicità. Via Manno a Cagliari logicamente, ma dal capoluogo poi iniziano a spargersi in tutto il territorio, compresa la zona di Iglesias. Qua ne abbiamo un esempio, Sebastiano Azzena di Iglesias Tessuti e Mercerie. E i proprietari di questi negozi erano degli imprenditori sicuramente lungimiranti, come appunto abbiamo parlato prima del barone Rossi, ed eccolo qua. Diciamo che era un magnate dell'epoca, aveva possedimenti, aveva sempre un'idea pronta per poter avere un'opzione di commercio in più. E qua abbiamo un elenco, un listino di un fabbricante di Genova, del quale il barone Rossi si approvvigionava, e abbiamo proprio un elenco di quanto costavano determinati tessuti. Quindi abbiamo bordati rossi, prima qualità, bordati blu, bordati materassi, detti a bastone, blu e bianco per camicie, con rosso, quadretti rosso e blu, bordatini blu rigati a colori, coutil spiegati per materassi, dobletti bianchi, che erano un panno tipo napoletano, fazzoletti, e quindi qua abbiamo un esempio di quello che veniva richiesto dal barone Rossi per i propri negozi, e per poi distribuirli anche a seconda delle richieste, come questa che vediamo di Iglesias, di Gavino Altea, del 16 agosto 1845, che chiede di utilizzare che chiede l'approvvigionamento di determinati tessuti, e dice: dismenticai unire queste altre due mostre di fazzoletto per lo stesso oggetto, così stesso di cederne quantità come da presente mostre, così stesso speditemi in grosse bottoni di seta nera come la mostra già spedita la scorsa settimana, cioè bottoni piccoli di seta dei costi, cioè stesso se avete di rupoli del colore di questo bindelo, 2 pezze basse dal colore delle presenti mostre, tele indiane, ne desidero della mostra vuol dire dell'esempio che mando, così stesso misurato, filo d'oro sottile, e insomma ognuna di queste lettere della collezione di Ignazio Sanna è un mondo, perché ci parla di tessuti, di nomi di tessuti che magari oggi non abbiamo cambiato o non esistono più. Sempre una lettera che parla sempre di Iglesias, in questo caso di Amato Gessa, che richiede dei tessuti con ritagli del tessuto desiderato allegato, che ad esempio qua parla col Corriere: caro signor Franceschino, col Corriere mi mandi palmi 15 di lustrino nero buono, palmi 20 di tulle secondo la mostra, ampio 5 palmi, palmi 5-6 di mantello secondo la mostra, dozzena una berretta nere di Siale, 36 del mio paese. Altra lettera: una pezza di saia bianca, però azzurrata secondo il campione, palmi 50. Panno cremisi come la mostra, ma prezzo buono, palmi 50. Bordatino secondo la mostra di soldi 2, come li vendono nelle altre botteghe. Quindi
Oltre alle richieste di tessuti si chiedeva anche di fare un buon prezzo, come si fa tuttora. Anche questa molto interessante, sempre di Gavino Altea del 1847, dove richiede 30 palmi di cada una mostra di queste indicate e 3 teli di questa indianetta stretta almeno simile, di questo colore, dico spezzatine e altre 8 dello stesso speditomi la settimana scorsa. La cosa importante di questi documenti è che in queste lettere si allegano i pezzettini di tessuto, quindi abbiamo una fortuna incredibile, perché abbiamo i colori di questi tessuti rispetto alle fotografie, come che ad esempio che abbiamo l'abito, ma non potremo mai risalire al colore esatto se non secondo la gradazione di chiaro o scuro, e se magari, se la fotografia è buona, si arriva a capire il tipo di tessuto, ma mai il colore esatto. Palmi 30 di questa indiana, larga come la mostra, eccetera. Anche questa è un'altra lettera del 1847, vedete la bellezza del tessuto che viene richiesto. Molto spesso erano anche, ad esempio, fazzoletti, quelli che noi chiamiamo mucadori Stanaus, e quindi anche lì magari si rovinava il fazzoletto, si tagliava un pezzo e si chiedeva a chi sapeva scrivere, solitamente il prete, eccetera, tramite il prete, di inviare in questo caso al barone Rossi la richiesta di comprargli quel tipo di fazzoletto di tessuto. Che questa è molto bella, parla di diversi tipi di indianine, 40 palmi di questa indiana leggera che sia più grossa o sia come simile, o 30 di questa, o 40 palmi di indiana storta come la mostra, insomma c'è l'imbarazzo della scelta e della vista in questi bellissimi documenti. 1847, 10 novembre, sempre Gavino Altea, col signor Meloni mi mandi palmi 9,5 di panno verde secondo la mostra, prezzo buono, pezza una Cambricchi secondo la mostra, tele Cambricchi, cioè la tela Cambridge, pezza 3 tela d'Egitto logicamente, palmi 5 panno Cremisi, scialle, insomma anche qui abbiamo tante informazioni, come ad esempio anche queste altre due lettere del 1848 e del 1852. Come ho detto prima, man mano che ci avviciniamo ai primi del Novecento, abbiamo anche la diffusione di questi negozi, e nell'Annuario d'Italia, ad esempio, del 1894, abbiamo per ogni paese l'elenco dei negozi presenti in quel paese. In questo caso abbiamo messo l'elenco dei negozi dell'Iglesiente, scusate, che ci interessano, quindi negozi di tessuti, di sarti, di calzature, di pellami. Nel caso di Domus Novas abbiamo ben 5 negozi di tessuti: Cerruti Lorenzo, Pedis Innocenzo, Pirino Antonio, Pirisi Luigi, Struffaldi Luigi, e stiamo parlando del 1894, quindi per un centro come Domus Novas avere 5 negozi di tessuti era sicuramente un vanto. Qui stiamo concludendo. Per finire abbiamo un elenco di quello che veniva commerciato, un esempio di un elenco che veniva commerciato, sempre derivante dai documenti della collezione di Ignazio Sanna. Questo era un elenco appunto dei tessuti che commerciava il barone Rossi, tutti provenienti da diverse località. Qua abbiamo un elenco: Lione, Marsiglia, Reims, Amiens, Roubaix, Avignone, Firenze, Parigi, Bordeaux, Genova e Torino. E questi tessuti sono diversissimi: cotone, filo di Scozia, gros grain, piquet, valenciennes, piquet brochet, taffetta cremisi, gros di Napoli, smeraldo e rosa, raso operato, drappi, maglieria di lana e cotone, raso picot, velluto, damasco, agremano, oro fine 5 righe, maroccains, o che potrebbe essere la seta marocchina, seta marezzata, quindi seta moiré, rullo crespo ridotto, crespo, pezzi di nastro, guanti, maglieria in seta, camiciola di cotone, berretto in filo di Scozia, calotte, calze, cuffie, pantaloni, camiciole da donna, balle di lana e cotone, tessuti vari, sciarpe in damasco bianco, in raso bianco, gros di tur bianco, drappi, cashmere, sete, broccati per paramenti sacri, velluti operati, broccati, mussole, panno napoletano, panno cremisi, saglia, tessuto di Cambricchi, appunto, tela Cambridge, tele d'indiana, bordati, bordatini e damasco cremisi.
Questo è solo un piccolo esempio di quello che veniva commerciato attraverso il Barone Rossi, e molta parte di questi tessuti li troviamo nella regione iglesiente, e questo per far capire appunto che la Sardegna non è una terra isolata, come abbiamo detto prima, ma era una terra dove chi voleva commerciava, e commerciava anche bene. Ricordiamoci che il Barone Rossi possiamo considerarlo come un magnate di oggi, era ricchissimo. E questo per far capire che la ricerca in campo etnografico non va nella semplice ricerca di un capo di abbigliamento antico o di una foto d'epoca, ma ci sono tante discipline, come questa è una di quelle che ci introducono nuove informazioni e nuove realtà che ci fanno arricchire nel campo della ricerca, appunto, e ci permettono di comprendere meglio quella che era la cultura dell'epoca in campo dell'abbigliamento tradizionale. Con questo abbiamo concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille.